segreti del tuo cuore, un popolo chiamato e unito alla tua libertà e salvezza, armato con il tuo coraggio. Ciò che vogliamo è una rivoluzione. Il cielo si divida in due, inondaci, nascano fiumi nel deserto. Oggi si respira vita. Osanna, Re della salvezza. Osanna, Dio l'Altissimo. Osanna, Gesù Cristo il Re. Osanna, Re della salvezza. Osanna, Dio l'Altissimo. Osanna, Gesù Cristo il Re. Innalziamo un grido per la guarigione e redenzione. Mostraci quel che vedi e i segreti del tuo cuore. Un popolo chiamato e unito alla tua libertà e salvezza, armato con il tuo coraggio. Ciò che vogliamo è una rivoluzione. Il cielo si divida in due, inondaci, nascano fiumi nel deserto. Oggi si respira vita. Osanna, Re della salvezza. Osanna, Dio l'Altissimo. Osanna, Gesù Cristo il Re. Osanna, Re della salvezza. Osanna, Dio l'Altissimo. Osanna, Gesù Cristo il Re. Osanna, Osanna al Re. Osanna, Osanna, Osanna al Re. Osanna, 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 Re. Osanna, 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 Re. Osanna, Re della salvezza. Osanna, Dio l'Altissimo. Osanna, Gesù Cristo il Re. Osanna, Re della salvezza. Osanna, Dio l'Altissimo. Osanna, Gesù Cristo il Re. Grazie Signore. Grazie Signore. Lode al nome tuo quando la tua benignità scorre abbondante su di me. Lode al nome tuo. Lode al nome tuo nella terra più arida, dove tutto sembra immobile. Lode al nome
sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Le stelle ed il sole si spensero al dolore, morì il Salvatore del mondo. Il corpo sulla croce, il sangue suo versò, di ogni male prese il peso. Un ultimo respiro, guardando la creazione, e Gesù scese nell'oscurità. Una guerra iniziò, l'inferno vinto fu, la morte non ha più potere. La terra che tremò, la pietra rotolò, il suo perfetto amore mi salvò. Dov'è il tuo dardo, morte? Il re risuscitò, noi siamo vincitori. Per sempre lo glorifichiamo, per sempre noi lo innalziamo. Risuscitò e Gesù vive ancora, vive ancora. La terra che tremò, la pietra rotolò, il suo perfetto amore mi salvò. Dov'è il tuo dardo, morte? Il re risuscitò, noi siamo vincitori. Per
sempre lo glorifichiamo, per sempre noi lo innalziamo, risuscitò e Gesù vive ancora, vive ancora. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello vincitore. 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 Per sempre lo glorifichiamo, per sempre noi lo innalziamo, risuscitò e Gesù vive ancora, vive ancora. Per sempre lo glorifichiamo, per sempre noi lo innalziamo, risuscitò e Gesù vive ancora, vive ancora. La cosa più importante è che Gesù sia innalzato. Giovanni dice: convenga che io diminuisco e che egli cresca. No, quindi io ringrazio il Signore veramente perché mi volete bene, perché mi apprezzate, mi stimate, però ricordiamoci che l'uomo va e viene. C'è e non c'è, ma Dio rimane in eterno. Amen. E Lui è il sommo pastore. Gloria a Dio. Detto questo, vorrei un bambino. Portatemi un bambino, per favore, piccolino, portatemelo qua. Antonio, vieni dal nonno, vieni un attimo dal nonno, Antonio, vieni. Mettete il titolo della predicazione, per favore. Antonio, vieni dal nonno. Ok. Perché l'ho voluto prendere? A me piace molto
quando Gesù predicava. Gesù non usava paroloni, non usava teologia. Gesù predicava con la pratica, che tutti potevano comprendere, tutti potevano capire. Il titolo è I cieli chiusi. Gesù, ci dice la scrittura, che salì sul monte, era con tanti che erano intorno a lui, e Gesù prese un bambino, se lo prese fra le braccia e disse: se voi non diventate come un piccolo fanciullo, non entrerete nel regno dei cieli. Che predicazione, che teologia, che messaggio meraviglioso. Un piccolo bambino. Vero Antonio? E il tuo cuore è di Gesù. Il suo cuore è di Gesù. Lui sarà un grande predicatore. Ma veramente, guardate quanto è bello. È bellissimo. Vai da mamma, sul cuore da mamma. Vai. Grazie di essere venuto qui. Ok. Sì, adesso si mette qua a predicare. Non vorrei che adesso attira l'attenzione. Allora, questa mattina vorrei parlarvi di qualcosa di importante. Quanti hanno sperimentato l'amore di Dio? Quanti hanno fatto un'esperienza con il Signore? Quanti sono nella fede da diversi anni? Diversi anni. Ti è mai successo di pregare e sentire come se su di te ci fossero i cieli chiusi? Ti è mai successo? Che cosa accade? Ho voluto prendere spunto come un bambino. Sapete che i bambini quando pregano ci credono? Ci credono con tutto il cuore. Loro pregano Gesù, quello che loro vedono dai loro genitori, lo ripetono, però lo fanno con tutto il cuore e con certezza, con sicurezza. C'era il fratello Tommaso Grazioso, che lui aveva un mal di testa terribile, ogni volta che gli veniva il mal di testa, e lui era pastore di una grossa comunità in America, e gli venivano proprio questi dolori atroci del mal di testa, lui doveva lasciare tutto, chiudere gli stipiti, mettersi sul letto e stare lì. E allora un giorno, mentre stava in chiesa, disse: fratelli, mi dispiace, io devo andare a casa perché ho un'emicrania terribile. Andò a casa e la moglie gli disse: io resto qua, portati via il bambino. No, disse: guarda, il bambino proprio no. Dice, aveva 4 anni suo figlio. Portatelo via. Dice: ma tu lo sai che io ho bisogno di chiudere, portati via il bambino, io non posso tenerlo qui da solo perché non ce la faccio. E allora si portò il bambino e lui, quando andò a casa, disse al suo figlio: mi raccomando, stai qui, papà, non muoverti da qui, io resto in camera, chiuse tutte le pareti, sdraiato nel letto, non venire da me, non urlare, non fare sì. E il bambino disse: papà, posso pregare per te? E il padre dice: io per farlo stare zitto, dai su, prega, fai presto. E mise la mano in testa al papà, e quello che vedeva fare a lui, l'aveva fatto anche lui. Ma con semplici parole: Gesù, guarisci papà. Amen, grazie, se ne andò. In quel momento l'emicrania scomparve completamente. E lui disse: hanno pregato gli anziani della chiesa su di me. Tutta la chiesa ha pregato, ha steso le mani, hanno pregato questo bambino con la sua piccola fede, ma grande, ha avuto una risposta. Perché ha creduto. Un grande evangelista un giorno andò a predicare e disse: in quel paese non pioveva da tanto tempo. E questo grande evangelista disse: questa sera preghiamo perché Dio mandi la pioggia. E allora la sera tutti quanti andarono ed un solo ragazzo portò l'ombrello, un ragazzino, e si sedette davanti e tutti lo presero e dice: ma come hai portato? Ma non dobbiamo pregare perché piove? E se preghiamo perché piove, io dopo come me ne vado a casa sotto la pioggia? Vi sto un attimino facendo entrare. Gesù disse in Matteo, a capitolo 5, versetto 8, vi parlo dei cieli aperti, solo questo verso. Matteo 5, 8. Gesù disse: beati i puri di cuore perché
Perché vedranno il regno dei cieli. O un'altra traduzione dice vedranno Dio. Che cos'è che non ci permette di vedere Dio? Che cosa istruisce, proprio blocca questa relazione che abbiamo con il Padre? I cieli possono essere chiusi quando noi disubbidiamo a Dio. In Deuteronomio 28-23 dice: i cieli sopra il tuo capo saranno di rame, saranno chiusi di rame. Dio non ascolta le tue preghiere. Quando siamo disubbidienti, Dio non ascolta le preghiere. Ed è una realtà. Addirittura l'Apostolo Pietro dice ai mariti, sta parlando di credenti, mariti e mogli credenti: similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alle donne, come al vaso più debole, e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché... È stato messo questo verso? Prima Pietro capitolo 3 versetto 7. Affinché le vostre preghiere non siano impedite. Se c'è una relazione tra marito e moglie che non funziona, hai voglia di venire in chiesa. Le tue preghiere sono bloccate. Si crea un cielo di rame. Gesù ha detto che i due saranno uno. E non puoi venire in chiesa a metà. Devi vivere in comunione con la moglie, con la compagna che Dio ti ha dato, e viceversa, con il compagno che Dio ti ha dato. È importante per il Signore il matrimonio, è importante la relazione nel matrimonio tra un uomo e una donna di Dio, perché la prima cosa che Dio ha fatto nel giardino dell'Eden è stato un matrimonio. È stato lì che ha unito l'uomo alla donna. Non è bene che l'uomo sia solo, ma gli farò un aiuto non conveniente, convenevole. È diverso. Non ti prendi la moglie perché ti lava, ti stira e ti va da mangiare. Convenevole. Perché? Perché l'uomo senza la donna è un uomo solo. E non è bene che l'uomo sia solo. E ha fatto la donna. Dopo Adamo se l'ha presa con Dio, ha detto: è la donna che tu mi hai messa al mio fianco. Prima stavo bene. Quindi la colpa era di Dio, neanche più era di Dio che gli aveva messo la donna vicino. La purezza del nostro cuore ci permetterà di vedere Dio, beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. La purezza nel nostro cuore ci permette di vedere Dio. E la parola di Dio ci esorta in Giacomo capitolo 4 versetto 8, dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori. Come possiamo purificare i nostri cuori? Con il sangue di Gesù. Ogni giorno. E ogni giorno dico: Signore, purifica il mio cuore, e purifica la mia mente, e purifica la mia bocca. Nella chiesa pentecostale, che noi siamo pentecostali e crediamo nel battesimo dello Spirito Santo, molti parlano in lingue, ma la lingua si deve ancora convertire. È quella che a volte maledice. Dio non ci ha chiamati a maledire, Dio ci ha chiamati a benedire. E a benedire chi? I vostri amici. No, i vostri nemici. Voglio dirvi una cosa molto importante, perché su questo verso è stata fondata, nella Chiesa Cattolica Romana, purtroppo, è stata fondata quella dottrina della confessione, su questo verso, che dice a Pietro, Matteo capitolo 16 versetto 19, Gesù dice a Pietro: e io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. E noi sappiamo che da qui poi è nato
il discorso dell'andarsi a confessare, perché il sacerdote ha l'autorità di scioglierti o liberarti, o nessun uomo può liberarti dai peccati. Non esiste nessun uomo che ti scioglie dai peccati, solo Gesù Cristo lo può fare. Nessun uomo ti può liberare dai peccati. Però questa cosa è molto importante di quello che Gesù sta dicendo. Gesù sta dicendo che quando noi abbiamo un legame con qualcuno, questo legame lo creiamo nel regno dei cieli. Quello che noi sciogliamo qui sarà sciolto nei cieli. Mi state seguendo? Cioè, se io ho qualcosa, il mio cuore è turbato, io ho qualcosa contro qualcuno, contro il mio fratello Ottavio, contro il mio fratello Mariano, io ho legato i cieli. Perché Gesù ce l'ha detto questo nel Padre nostro. Quando gli ha chiesto di, Signore, insegnaci a pregare, che cosa ha detto Gesù? Che i nostri peccati sono rimessi quando noi perdoniamo. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, allora i cieli si aprono. Questo a volte non lo riflettiamo, ma perché il Signore non mi risponde? Sto pregando il Signore, però io ce l'ho con mia moglie, ce l'ho con quel fratello, ce l'ho con quella sorella, però con il mio collega di lavoro, con il mio datore di lavoro, con questo e quest'altro. La parola di Dio, cioè, per quanto riguarda voi, vivete in pace con tutti. Sapete quante volte è scritto nella Bibbia pace? 280 volte, di cui 90 volte è scritto nel Nuovo Testamento. E l'Apostolo Paolo, questo termine, questa parola, pace, lui la mette in continuazione, perché quando scrive dice la pace di Cristo, che sopravanza ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori. È la pace di Cristo. E ogni volta quando saluta la Chiesa dice la grazia e la pace del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo sia con voi. Se non abbiamo pace, i cieli diventano di rame. Sono 3 domeniche che parlo intorno a un cuore puro. Sono 3 domeniche che sto parlando intorno alla purificazione del cuore. Perché se non abbiamo un cuore pulito, noi non possiamo farci un culto. Non possiamo dire pace quando c'è guerra dentro di noi. Perché possiamo ingannare la persona che è vicino a noi, ma non al Signore. A Dio non lo inganniamo. Ci deve essere pace nel nostro cuore. Come possiamo avere questa pace? A volte noi dobbiamo anche comprendere che quando parliamo anche di purezza del cuore, e questo lo voglio sottolineare questa mattina, perché più volte noi vediamo anche dei personaggi della Scrittura che gli è stato messo addosso un titolo. Giobbe gli è stato messo addosso il titolo La pazienza di Giobbe. E a Giuda o ad altri personaggi come Tommaso, che cosa abbiamo detto di Tommaso? Cosa si dice di Tommaso? Ma Tommaso era incredulo. Non bisogna essere come Tommaso. Invece io voglio dirti questo questa mattina. Voglio spezzare una lancia a favore di Tommaso. Tommaso era sincero. E Dio ama la sincerità. È stato talmente sincero che lui si è messo contro i suoi fratelli e gli ha detto no, mi dispiace, perché se io non vedo, se io non tocco, io non ci credo. A volte noi queste persone, no, che sono sincere, che vanno contro, ma tu non credi, ma tu. Dio ama queste persone. Dio ama la sincerità del tuo cuore. Anche se tu sei in dubbio, Dio ama il tuo dubbio. Perché lo vuole consolare, vuole parlare al tuo cuore, a volte anche con i nostri genitori. Io mai potevo dire a mio padre, ma dubiti, non sei un figlio di Dio se dubiti. E io sempre in crisi andavo. Ma com'è possibile? Cioè ma perché non posso avere? Dio mi ha dato un'intelligenza. Io posso chiedere qualcosa al Signore oppure no? E che cosa ha fatto questo dubbio di Tommaso? Ha fatto tornare Gesù dopo 8 giorni. Mentre loro si riunivano, Gesù è tornato per Tommaso, non è tornato per gli altri, è tornato per quello che ha detto, che aveva un dubbio.
E cosa ha detto quando entrate? Appena entra Gesù in una casa cosa dice? Pace a voi. Quando entriamo noi in una casa, ve lo siete mai chiesto cosa facciamo? Portiamo pace o portiamo guerra? Gesù ha detto quando entrate in una casa dite pace. Perché? Perché siamo portatori di pace. Ma se non c'è pace nel nostro cuore non possiamo portare pace. A volte partiamo già con la cosa, gli devo dire, devo fare, tutto un processo, no? Però siamo andati con l'intenzione di far pace, però abbiamo da difenderci le nostre cose. Mio padre diceva una parola in meno, tutti quanti, ciascuno di voi, e ce ne andiamo tutti a casa. Mio padre era saggio. Una parola ciascuno in meno e ce ne andiamo tutti a casa. Perché a volte quella parola in più è quello che distrugge. E Gesù torna e dice pace a voi. Poi vai da Tommaso e gli dice Tommaso, vieni, toccami, tocca. Era presente Gesù quando lui lo ha detto? No, ma in spirito sì, l'aveva sentito. E Gesù torna. Perché la cosa bella è che Gesù conosce il tuo cuore, conosce i tuoi pensieri, conosce quello che tu pensi nella tua mente e lui è pronto a venire a parlare con te. Addirittura la scrittura ci dice, venite e discutiamo insieme. Hai mai provato ad andare a parlare con una persona che ha un'autorità e tu vorresti parlare con lui? Vorresti avere un colloquio con quella persona, ma devi parlare con il vice del vice. Io mi ricordo anni fa quando mia moglie è stata assunta alla Dainese, oramai si parla di 40 anni, lui veniva a casa, Lino Dainese, se la prendeva, se la portava alle fiere, perché Lisa gli faceva da interprete, è stata una delle prime impiegate. Poi man mano quell'azienda ha iniziato a crescere, a espandersi, è diventata leader mondiale e tu con Lino Dainese non potevi più parlare, dovevi parlare con l'amministratore delegato. Forse, se no prima la direzione, poi l'amministratore delegato e poi forse con il signor Lino se era una cosa così grande. Il Signore dice venite e discutiamo insieme. Vieni, parla con me. Qual è il tuo problema? Stiamo parlando del Re dei Re, il Signore dei Signori. Colui che ha creato l'universo. Mi dice a me, vieni e discuti con me e non soltanto a una certa ora, ma quando tu vuoi, perché tu mi invocherai e io ti risponderò. Questo è il mio Dio. Il mio Dio non lo trovo in chiesa. Io non vengo qui fra queste 4 mura che noi chiamiamo chiesa e Dio lo trovo qua. No, Dio è con me 24 ore su 24, a casa, la notte, in bagno, quando mi faccio la doccia, quando sono in macchina. Dio è con me sempre. E 24 ore su 24 perché anche di notte l'ho chiamato e l'ho trovato. Invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Invocami. Sapete che Dio ha anche un numero di telefono, sì? Geremia 33:3. 333 sono. Com'è importante? Tommaso fu sincero, Nicodemo fu sincero. Nicodemo andò di notte dal Signore, ma fu sincero. E il Signore rispose alla sua sincerità. Quell'uomo ricco, quel giovane ricco fu sincero, difatti dopo se ne andò. Pietro lo era. Quanti riconoscono che Pietro era sincero quando gli disse Signore, mai nessuno ti toccherà, perché io ti difenderò. E Gesù nella sua sincerità gli rispose e gli disse Pietro, il gallo non canterà, che tu già mi avrai rinnegato 3 volte. Perché Pietro non si conosceva ancora, non sapeva ancora lui chi era. Di che pasta era fatto. Pensava di essere il migliore fra tutti quanti gli altri. Quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli. Quello che tu avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Noi siamo persone che possiamo legare e possiamo slegare. La nostra preghiera davanti a Dio si può liberare, si può slegare nel momento in cui noi viviamo in pace, nel momento in cui non c'è niente dentro di noi, che noi dobbiamo cercare di essere liberi. Questa cosa qui Davide la conosceva molto bene.
Davide sapeva bene questo, difatti nel Salmo 51, quello che noi leggiamo di Davide che dice «Oh Dio, abbi pietà di me», in quel salmo meraviglioso, dopo che lui ha peccato, perché si era presa Betsabea. E lui dice «Lavami con l'issapo e sarò più bianco che neve». «Oh Dio, crea in me», 51 versetto 10, «Oh Dio, crea in me un cuore puro, perché io voglio vederti». Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito ben saldo, fiducioso. Signore, io voglio vederti e io posso vedere, come dice qua, i beati puri di cuore perché essi vedranno Dio. Oh Dio, crea in me un cuore puro. Ma il Signore ci chiede qualcosa da fare per purificare la nostra vita. Non lo fa Lui, ma dobbiamo farlo noi. Vicino a me, dove abito io, e forse anche nelle vostre zone, c'è quella lavanderia che voi portate la roba e si lava, no? Avete mai visto che la roba si alza dal vostro letto, la cosa va direttamente in lavanderia e si lava da solo? No, peccato. Lo devi prendere tu. Devi selezionare le cose e devi portarle lì. O a casa tua nella tua lavatrice, ma se sono grandi, coperte, cose col mondo, ti conviene portarli lì perché è più grande. È qualcosa che devi fare tu. E questa mattina io voglio dirti, per l'azione dello Spirito Santo, i cieli sulla tua vita non si apriranno mai fino a quando tu non farai pace con Dio. E la pace con Dio la trovi quando fai pace con gli altri. Questa è un'esperienza che ho fatto nella mia vita e la sto continuando a fare. È difficile, fratelli miei, è molto difficile, ma Gesù ha detto, il Signore ha detto, lo dice Giovanni, se non ami il tuo fratello che tu vedi, come puoi amare me? Hai voglia di venire in chiesa, hai voglia di gridare. Se tu vivi una situazione all'interno della tua famiglia che sta diventando veramente qualcosa di difficile, come puoi ricevere benedizione da Dio se Dio ti ha dato quella compagna, te l'ha dato Lui, quel marito te l'ha dato Lui? Non sai che quando parli male di tua moglie stai parlando male di te stesso? Quando parli male di tuo marito stai parlando male di te, perché è la tua migliore metà. Me l'avete sempre sentito dire? Lisa è la mia migliore metà. Io non sarei qui se lei non mi desse l'opportunità anche di essere un pastore. Abbiamo fatto sacrifici con i figli, ma chi l'ha fatto? Io. L'ho fatto anche lei. Lei lavora ancora. E nel periodo in cui io non lavoravo più, io facevo il pastore, lei continuava a lavorare. E ha continuato a lavorare, dovrà lavorare fino all'anno prossimo. La parola di Dio dice, beato l'uomo che ha trovato moglie, perché ha trovato un tesoro. Mariti, che avete ancora le mogli qua vicino a voi. Mi piacerebbe sentire ai mariti, amen, gloria a Dio. Invece, ma tu non conosci mia moglie. Ma tu non conosci mia moglie. Chissà quante cose potrebbe dire mia moglie di me, ma non lo dice. Davide lo comprese molto bene. Tu ami la sincerità. Salmo 51, versetto 6. Ami la sincerità nell'intimo, insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Oh Dio, crea in me un cuore puro. Crea in me un cuore puro. Molte cose stanno succedendo perché il tuo cuore inizia a diventare un cuore duro. Ci sono tante cose che a volte noi non comprendiamo e il nemico sa come lavorare nella nostra mente e nel nostro cuore affinché il nostro cuore si indurisca. Mi state seguendo? Ok? Io ieri mi facevo una domanda, in questi giorni, ma cosa gli costa a questi dottori che hanno quella bambina che la vogliono portare in Italia i genitori perché hanno avuto una speranza? A cosa gli costa a loro di dire
Prendete sta bambina, andate dove volete, noi vi diamo la nostra benedizione. Magari ci saranno medici migliori di noi, ma non lo so. Prendete, a cosa gli costa? Ma c'è un mondo che si è scatenato contro... Perché? Perché tutte queste cose lavorano sul cuore. E lui sa come lavorare. Quando noi vediamo le cose che sono in contraddizione, sono incoerenti, vediamo delle situazioni, vediamo delle cose, non fanno altro che infettare il nostro cuore. E questo non ci permette di avere un cuore puro. Fratelli, noi viviamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Noi siamo di un altro regno. Siamo extraterrestri. Non siamo verdi. Perché? Perché non apparteniamo a questo regno, non abbiamo questa cittadinanza. Noi abbiamo un'altra cittadinanza e la nostra cittadinanza è scritto lì nel regno dei cieli. Sai che quando Gesù tornerà tu sarai rapito? Se sei ancora in vita. Coloro che appartengono a Lui, coloro che hanno creduto nel suo nome, da ogni lingua, da ogni nazione, da ogni tipo di denominazione cristiana, coloro che conoscono il Signore, coloro che hanno conosciuto il Signore, hanno sperimentato il Signore, coloro che credono in Lui e coloro che ogni giorno vanno al Signore e dire: Signore, purifica il mio cuore. Da quanto tempo non fai una preghiera del genere? Da quanto tempo non fai una preghiera a dire: Signore, purifica il mio cuore e non purifica il cuore di mia moglie? Signore, per favore, mia moglie, per favore, mio marito, per favore, quel fratello. Vengo in chiesa, sto facendo un esempio. In chiesa so che Adriano ce l'ha con me, io spero di non incontrarlo, mi faccio un giro enorme per non incontrarlo, perché se lo incontro... Pace Adriano. Sto dicendo qualcosa di stupido? Però a volte c'è anche la Santa Cena. E anche con la Santa Cena ci accostiamo con molta disinvoltura. Però io ce l'ho con Vanessa. Però mi accosto al Signore. Perché io col Signore sono in pace. Non puoi stare in pace con me. Prima di offrire la tua offerta, vai dal fratello. Vai dal tuo fratello. Fratelli e sorelle e amici, amiche, essere cristiani è una cosa seria. Perché è una cosa seria? Perché noi rappresentiamo Cristo. La scrittura dice che noi siamo ambasciatori di Cristo. L'ambasciatore, tante volte me l'avete sentito dire, cosa fa l'ambasciata? Quando viene l'ambasciatore in un paese non si può toccare. E se tu vai nell'ambasciata, lì non puoi essere toccato. Perché? Perché sei nella tua nazione, sei coperto. Noi facciamo da ambasciatori per Cristo e le altre persone devono vedere in me, in te, Cristo. Quando entro in una casa e dico pace a questa casa, io devo portare pace. E quando in quella casa si sta iniziando a sparlare e a dire, io me ne vado e dico, calma, io sono un portatore di pace. E andate a vedere cosa dice lì in Matteo 5, beati coloro che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Se questi vedono il Dio con un cuore puro, quelli che si adoperano alla pace saranno chiamati figli di Dio. Sono figli di Dio. Ma quanti sono pronti ad adoperarsi per la pace? Quanti si fanno garante in mezzo a una famiglia, in mezzo a una persona? Quello che ricordo io dei grandi servi di Dio non è la bella predicazione, non è quello, ma quello che ricordo di loro io è che quando ci sono state situazioni difficili hanno messo pace. Hanno messo pace. Hanno detto preghiamo affinché la pace di Cristo, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori
e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La parola di Dio ci dice in 2 Pietro capitolo 3 versetto 14: perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate tutto per essere trovati agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace. Irreprensibili nella pace, non nella fede, nella pace. Nella pace. Alleluia. Dice la scrittura, 1 Pietro capitolo 5 versetto 14, e poi concludo con questo verso, dice: fratelli miei, dice Pietro, salutatevi. L'hai messo? Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore. Pace sia a voi tutti quelli che siete in Cristo Gesù. Amen. La mia traduzione dice così: salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Non possiamo essere credenti se non c'è pace. Non possiamo ricevere da Dio nessuna richiesta di preghiera se c'è qualcosa contro qualcuno. Hai voglia di aspettare. Ma sai, hai le tue ragioni, mi ha fatto del male. Sì, prega per chi ti ha fatto del male. E Dio ti darà la sua pace. L'uomo secondo il cuore di Dio di cui parla la scrittura chi è? Un uomo, mi sono scelto un uomo secondo il mio cuore. Chi è? Davide. Aveva tutte le ragioni per prenderseli con Saulo oppure no? Tutte le ragioni. Cosa faceva Saulo? Lo chiamava quando il suo spirito era agitato. E Davide cosa faceva? Prendeva l'arca e gli cantava una canzoncina. E cercava di allegrare il cuore, ma lui prendeva la freccia e gliela tirava e lui si scansava. Hai mai fatto del bene e hai ricevuto frecce addosso? Oh, questa l'ho sentita meglio. Hai mai fatto del bene a chi hai fatto del bene e ti ha lanciato delle frecciate addosso? Mi è piaciuto il fratello Emanuele, il pastore Emanuele, ha detto: da quanti anni fai il pastore? Guardami le spalle. Però Davide ha detto una cosa: io non ho mai portato rancore e io non toccherò mai l'unto di Dio. Mai. Absalom, suo figlio, gli fece guerra. E quando gli andarono a dire che Absalom era morto, lui ha pianto. Perché lui aveva imparato a lasciare ogni cosa nelle mani di Dio. Dobbiamo imparare a lasciare ogni cosa nelle mani di Dio. Il Signore dice una parola meravigliosa: a me la vendetta. A me la vendetta. E dice: è meglio cadere nelle mani di Dio. E Davide lo sapeva molto bene quello che stava dicendo. Meglio cadere nelle mani di Dio che cadere nelle mani dell'uomo. Perché il nostro Dio è un Dio misericordioso, pietoso, clemente all'ira e di grande benignità. Non immaginiamo l'amore di Dio, è qualcosa di incredibile. Giona fu chiamato a predicare in una città dove Giona voleva vedere la distruzione di quella città. Ma un solo giorno si mise a predicare e si convertirono tutta la città e Giona se la prese con Dio. Io lo sapevo che tu eri un Dio buono. Ma quanti di voi avete mai pregato per il vostro nemico, per coloro che vi fa male, a dire: Signore, tocca il suo cuore, guariscilo. Signore, liberalo. Signore, benedicilo. Fratelli, che bello andare la sera a letto e ti addormenti con una pace nel cuore, con un cuore puro. Non so a chi sto parlando questa mattina, ma vi pregherei di alzarvi in piedi, per favore. Perché questo messaggio arriva dal trono di Dio. Ne sono pienamente convinto. Musicisti, potete venire qua su, per favore. Come domenica scorsa, io non chiamerò nessuno qui davanti venire perché pregare per voi.
Ma questa mattina, come domenica scorsa, io vorrei fare una cosa. Vorrei che lo Spirito Santo continuasse a parlare al tuo cuore. Perché solo Lui può liberare, può guarire da certe ferite, da certe situazioni difficili che non è facile perdonare, che non è facile. Però il Signore questa mattina ci ha dato una risposta, che coloro che sono puri di cuore vedranno Dio. Vuoi vedere Dio nella tua vita? Vuoi vedere Dio nella tua famiglia? Vuoi vedere Dio nella tua casa? Lo vuoi vedere nel tuo lavoro? Lo vuoi vedere? Hai bisogno di chiedere al Signore: purifica il mio cuore. Davide lo disse apertamente: Signore, lavami con l'issapo e sarò più bianco che neve. Purifica il mio cuore, Signore. Domenica, vi ricordate, ho fatto mettere la mano qui e ognuno poteva pregare. Questa mattina la richiesta è: Signore, prendi il mio cuore. Signore, non riesco a perdonare. Chiedi, dillo direttamente: Signore, c'è una situazione che tu sai che per me è molto difficile, ma ho bisogno che tu intervieni in questa situazione, perché io voglio vivere in pace, ma soprattutto, Signore, io voglio vedere la tua gloria nella mia casa, nella mia famiglia. Voglio vedere la tua mano in questa situazione. E so che io sono d'ostacolo, perché sto legando qualcosa che non avrei dovuto legare. Ma io questa mattina, io lo voglio sciogliere. E voglio dire: Signore, sia sciolto il mio cuore questa mattina alla tua presenza. Quanti lo vogliono fare come me questa mattina? Signore, sciogli il mio cuore. Mentre cantiamo questo canto, se questo messaggio è stato per te e lo Spirito Santo ha parlato al tuo cuore, io chiederei per favore che ogni occhio sia chiuso, ogni capo chino. E tu che sei a casa, che mi stai ascoltando, ti vuoi inginocchiare lì dove sei, vuoi alzare la tua mano e dire: eccomi Signore, grazie per questa parola questa mattina, perché è stata una parola che mi ha portato liberazione. E sono sicuro, Signore, che tu questa mattina purificherai il mio cuore. E io non avrò più nulla contro quella persona. Forse hai pensato di agire in maniera differente, di farti la tua difesa. Ma questa mattina getta via la tua spada e prendi il tuo cuore. Signore, purifica il mio cuore, perché io voglio vederti questa mattina. Voglio vedere la tua gloria sulla mia casa, sulla mia famiglia. Alleluia. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Alleluia. Signore, la nostra giustizia è un abito lordato, è un abito sporco, Signore. Le nostre ragioni, Signore, non possono stare in piedi davanti alla tua giustizia, Signore. E così tante volte, Signore, pensiamo di essere nel giusto e non sappiamo perdonare. E i cieli rimangono chiusi sopra di noi, Signore. Veramente trasforma, Signore, i nostri cuori come tu oggi hai voluto dirci ed insegnarci. Metti la tua pace dentro di noi, metti il tuo perdono dentro di noi, Signore, affinché le nostre preghiere possano esserti gradite, Signore. Trasforma il nostro cuore. Grazie, Signore, per l'insegnamento che hai voluto darci in questo giorno. Grazie per la tua pace che sopravanza la nostra intelligenza e i nostri ragionamenti. Grazie, Signore, perché hai parlato ai nostri cuori. Grazie perché hai messo un balsamo sulle nostre ferite. Signore, benedici ogni fratello, ogni sorella che è venuto avanti oggi per fare una richiesta specifica a te. E grazie ancora per come hai unto, Signore, la tua parola. Benedici ciascuno di noi, il nostro rientro a casa, le nostre vite, le nostre case e le nostre famiglie. Ti chiediamo questo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.